Attenzione, arriviamo alle spalle di questo ragazzone per il nostro secondo speciale Rapallo. Quest'oggi sono un paio di giorni che sta piovendo. Sentiamo l'ombrina, Vogliamo provare l'ombrina di Rapallo. L'altra volta l'abbiamo visto piccina, acqua sporca, ovviamente siamo dentro un porto, non c'è mare, comunque un'onda particolare, ma l'acqua è molto sporca, tanta acqua dolce, condizione ideale per questo pesce. Tanti vermi a disposizione, iniziamo a pescare. Purtroppo coprifuoco, quindi tempo ridotto. Ci si prova, amici, ci si prova. Eccoci qua in partenza, inizierò con 2 canne 0,25 fluorocarbon a modellotto americano, su una terminale lunghissimo e sull'altra, cercando di non schiacciare niente, mini trave. È un classico di questo periodo che mi piace tantissimo, americano e triplo coreano, con le codine a muoversi, sempre 0,25 fluorocarbon. L'acqua bella torbida, come piace alle nostre amiche ombrine. Eccoci qua nel reparto esche, mi raccomando, un consiglio che vi do sempre: se avete la possibilità di salvare una scatola di arenicola, comunque avere altri tipi di scatole, mettete gli americani belli larghi, sono vermi che tendono a mordersi oltre che a morderci, quindi scatola larga, acqua salata raccolta, mi raccomando, ogni tanto se li conservate per tanto tempo gliela cambiate, frigo e via. Stesso discorso, ma per un fatto più pratico poi per prendere durante la pescata, coreana. Una scatola bella grande, riusciamo a vederle subito, stanno belle larghe anche loro perché comunque sono dei vermi belli consistenti. Quindi coreana e americana.
Pronti, partenza, via, prima tocca. Chiamata proprio, Quarto d'ora, americano, tripla coreana, non delude. La prima arrivata, amici. Ore 7, prima mezz'oretta andata, 2 tocche, una purtroppo c'è scappata. Pesce del giorno è sicuramente l'ombrina, siamo alla ricerca di questo meraviglioso pesce grufolatore che ama uscire quando l'acqua diventa torbida subito dopo la pioggia. Quest'acqua che ritroviamo quest'oggi, tante uscite d'acqua dolce qua a Rapallo, una su tutti il Boate. Un'acqua bella torbida dove questo pesce meraviglioso va a cercare il cibo tra le alghe che fluttuano. Un pesce molto molto bello che diventa veramente grande, quindi anche l'ombrina di prima l'abbiamo rilasciata e si va avanti, amici. Attenzione, terza tocca e un'altra ombrina. Le ombrine le abbiamo chiamate, Gio. Le abbiamo chiamate oggi, le abbiamo chiamate. Mi Acqua dispiace. sporca, americana e coreana, e anche la seconda è arrivata. Bella, E vai. Allora, purtroppo la nostra amica ombrina ama situazioni un po' particolari di acqua torbida e col torbido viene anche un po' di corrente e comunque un po' di alga. Amando un terminale ad amo singolo e amando pescare con un terminale molto lungo, sono costretto invece che accorciare e tenere un terminale di diametro sottile ad aumentare il diametro dei miei fili, quindi sono passato a uno 0,30. È un bel filo, comunque l'acqua è bella torbida, non dovremo avere problemi, sempre fluorocarbon. Questi ammetti becco d'aquila del 6, sempre trabucco. Questa la combinazione di questa sera. Eccoci qua, 9:15, un'oretta passata tranquilla, è aumentata purtroppo la corrente, anche l'alga. Ci facciamo questi ultimi 45 minuti prima di rientrare a casa, ormai buio. Vediamo un po' se riusciamo a fare la terza ombrinetta di quest'oggi o no. Ci proviamo. Noi ci proviamo sempre, Gio. Ci si prova sempre. Esche belle e voluminose, abbiamo dei vermi tutto sommato piccolini, però mettendoli insieme si crea, come abbiamo visto, qualcosina di un po' più grande, bello succoso. La coreana dà tanto liquido, l'americano di base dà forza all'innesco e si va avanti. Innesco GBT questo, Innesco GBT lo stiamo per omologare, quindi siamo pronti.